Non ci sono segnalazioni di problemi a rotabile finimenti, per cui l'Autostart riprende le operazioni per la partenza di questa settima corsa chiusa al gioco, ovviamente già in questo momento con il favore, dicevamo, del numero 1 Gogol, che è più o meno quotato alla pari in chiusura. Cavalli si stanno allineando, la prima fila è completa, ma anche il numero 1 proprio del cavallo più atteso Gogol, che adesso si sta avvicinando e cercherà di prendere la partenza nella maniera migliore possibile per dare appunto seguito a quello che è il favore che il pronostico gli riconosce. La macchina accelera di nuovo, stacca e davanti a tutti ci va Gwenda Bro con Tommaso Gambino, prova a difendere la seconda posizione dalla corda Gogol, insidiato da Gold AV, che però non riesce nell'operazione di convergere alla corda e quindi deve continuare a lavorare, ma il numero 1 Gogol ha tenuto la seconda posizione. Davanti c'è Tommaso numero Gambino 8 Gingo con 14,2 di SM parziale per i primi 200 squalificato. metri, che si allontana già dai primi. In pariglia il numero 1 e il numero 3 se la giocano appunto per la seconda 4 Gian posizione, Del Ronco quando dopo squalificato. 400 metri passati in 28,9, comunque si è fatta tanta andatura, Gold AV scende a più miti consigli e parcheggia in terza posizione. Il gruppo si è già completamente fratturato in due trocconi e ci sono 4 cavalli davanti a tutti. Il primo è il numero 5 di Gwenda Bro, seguito da Gogol, e poi abbiamo Gold AV con il quarto cavallo che era il numero 11, che si è già staccato dai primi 3. Prova ad avanzare Galaxy YSL, ma ancora lontano quando arriviamo agli 800 metri che si compiono in 59,7, comunque 14,6 è la media chilometrica con cui si sta viaggiando. Tommaso Gambino non sta lesinando l'andatura e ci si avvia al chilometro sempre con le posizioni mutate, mentre dietro nessuno fa delle mosse particolarmente significative. Chilometro 1,15,5, sempre davanti a tutti Gwenda Bro, sempre secondo Gogol, che ora anticipa il tentativo di avanzare di Gold AV, quindi sbaglia improvvisamente Gwenda Bro e davanti si ritrova Gogol con sulle sue tracce Gold AV, quindi i due cavalli più attesi sono in questo momento nelle prime due posizioni, ma ora sì che da dietro arriva qualche pericolo, e il qualche pericolo è Grezzar del Vento con Alberto Garruto, che quando siamo a 300 metri dall'arrivo incomincia ad affiancare Gold AV, mentre sembra sia scappato definitivamente Gogol, quindi Romolo Sani deve fare passare ancora 150 metri, ma Grezzar del Vento arriva davvero forte, ma non c'è più lo spazio. Vince Gogol, al secondo posto il numero 6 di Grezzar del Vento, al terzo Gold AV che precede Galaxy Wise. Le 1,16 per questa corsa, il rotolo in 2,6,2, improvvisa la rottura di Gwenda Bro, che ha lasciato via libera a Gogol e a Romolo Sani di portarsi a casa questo settimo evento della serata. Romolo Sani sia come guidatore che come allenatore di questa corsa per la scuderia Radicata, quindi successo di questo maschio di 4 anni, figlio di Don't You Forget It, che si aggiudica l'ultima corsa del convegno. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani sera alle ore 20:45 per un'altra serata di corse.